violenza in via Piave a Mestre, una donna rapinata della borsa per la terza volta mentre parcheggia. Il suo sfogo: ora basta, vendo casa e me ne vado. Truffe agli anziani anche con l'uso dell'intelligenza artificiale, l'allarme della Polizia di Stato con il questore di Venezia e un video di sensibilizzazione. È morta a soli 5 anni dopo aver lottato contro un tumore. La piccola Sofia è morta, colpisce Scorzè, dove abitava, e Zero Branco, dove la mamma lavora in comune. Domattina i funerali. In pochi anni una giovane modella guadagna oltre 400.000 euro con video su piattaforme per adulti, ma senza dichiararli, scoperta dalla Guardia di Finanza di Venezia. Scoppia la polemica sull'arrivo a Venezia del mega yacht dell'ambasciatore americano durante il redentore appello della parlamentare Zanella alla premier Meloni. Le suggestive immagini del delfino avvistato domenica scorsa al tramonto ad Duna Verde di Caorle, tra lo stupore e la gioia di bagnanti e turisti che sperano presto di tornare a salutarlo. Bentrovati a questa nuova edizione dei notiziari di Venezia su Antenna 3. La cronaca e la rapina di una donna rapinata della borsa in zona via Piave mentre parcheggiava l'auto. La terza volta che mi succede, racconta. Adesso sono stanca, vendo tutto e vado via. Ho gridato, ma mi sono trovata veramente sola perché ho chiesto anche aiuto, ma nessuno si è fatto vedere, nessuno mi ha chiesto cosa era successo. Secondo me qui hanno tutti paura. Elisabetta, per tutti i Betti, è l'ennesima vittima della criminalità di via Piave a Mestre. Nata, cresciuta e vissuta qui da sempre, racconta della rapina della sua borsa con dentro contanti, tutti i suoi documenti, chiavi di casa e telefonino, subita giovedì scorso intorno alle 21:30 sotto casa in via Monte Sabotino mentre parcheggiava l'auto. Si tratta del terzo episodio in 3 anni. Il rapinatore successivamente ha anche usato il suo bancomat, spendendo a più riprese circa 200 euro. Acquistare sigarette e mangiare quello che c'era qui nella zona di via Piave, un kebab. Ora sono ancora scioccata e dico che questa zona è invivibile. Qui a 2 passi da noi, lungo l'area di via Piave, proprio poco dopo questa intervista, scorgiamo questa siringa usata chissà quando per un buco ancora conficcata nel terreno. A poca distanza questo ragazzo, arrivato in bici, ha appena comprato della droga e ora, bicicletta parcheggiata ai suoi piedi, seduto, se l'è iniettata. Il suo viaggio, procurato dalla sostanza stupefacente, durerà meno di un'ora. Attorno l'indifferenza di chi passa e tira dritto. Nessuno si ferma, nessuno sembra più stupirsi. Sono le 13:05. Ordinaria amministrazione, commenta amareggiata la portavoce di uno dei comitati della zona. È lei ad aver aiutato dopo la rapina Elisabetta. A quest'ora già ci sono i primi barbecue, li chiamo barbecue, il gruppo dei tossici per terra che si accendono il fuocherello e quindi si fanno di crack oppure si bucano. Per residenti e commercianti rappresenta l'ennesima testimonianza del degrado e dell'attività di spaccio che da tempo interessano l'area considerata da molti la zona franca della città per spacciatori e criminalità. Ogni angolo è una base per i pusher. Ormai hanno il sistema vecchio del passaparola, cioè telefonino, arrivano, passano, c'è chi gli prende la cosa e la porta. Lunedì dopo la spesa un 90enne della zona, dopo aver subito già 2 volte in 2 mesi il furto dei portafogli, al terzo tentativo da parte di un balordo lo ha colpito più volte con un punteruolo portato da casa come difesa personale, ferendo il criminale che, colpito in una o più parti del corpo, è sparito senza farsi medicare. Elisabetta, dal canto suo, ora spera di vendere casa per trovare riparo in un appartamento che possa garantirle sicurezza dentro come fuori le mura domestiche, dice. Penso di andarmene via perché i miei familiari mi insistono già da tanto tempo, perché mi hanno detto: guarda, hai già subito 3 furti e quindi potrebbe succederti di peggio. Parliamo di truffe agli anziani, che sono tra i reati più difficili da estirpare, come spiega il questore di Venezia, e viene usata ultimamente anche l'intelligenza artificiale. C'è un nuovo progetto di sensibilizzazione con un video che sarà proiettato ovunque. Pronto? Buongiorno, sono la dottoressa Grandi, chiamo dal pronto soccorso. Lei è il signor Mario Rossi, padre di Luigi? Sì, sono io. Mi dica, cos'è successo?
Suo figlio è qui in ospedale, ha avuto un incidente col barchino. Inizia così il video autoprodotto dalla Questura di Venezia con poliziotti ed ex personale per comunicare in modo efficace, soprattutto agli anziani, di fare attenzione alle truffe. Gli dico sempre di andare piano, mi dica, ma come sta? Non è cosciente, dobbiamo operarlo urgentemente. Però l'operazione a pagamento serve subito un acconto di 3.000 euro. 3.000 euro? Ma dove li trovo questi soldi? Non li ho tutti questi soldi in casa. Ha dei gioielli in casa? Sì, ho un po' di soldi e i gioielli di mia moglie, non ho altro. Va benissimo, passo a prenderli subito. Un video semplice ed efficace che sarà mostrato a ripetizione negli uffici della Questura, all'ingresso dei commissariati, ma anche nei centri commerciali e nei luoghi più frequentati. Sono 44 le truffe messe in atto da inizio anno, 32 a Mestre, 12 in centro storico. Quello delle truffe agli anziani, evidenzia poi il Questore, è tra i reati più difficili da estirpare. Tutti o quasi tutti i reati sono in calo. Quello delle truffe è più difficile da debellare, anzi stanno aumentando forse e quindi bisogna attrezzarci con tutti gli strumenti che abbiamo, che sono strumenti sicuramente investigativi, ma molto lo deve fare la prevenzione. E in quest'ambito, spiega il Questore, c'è anche l'attività divulgativa e di informazione, come la diffusione di questo video. Quando un anziano viene truffato non c'è solo il danno economico che lo colpisce, ma anche quello emotivo. Per questo bisogna prestare la massima attenzione per far fronte a questi abili truffatori che, evidenzia Sbordone, sono per la maggior parte campani. Non è facile quando ti prende il panico fermarti e fare la verifica, perché se ti chiama qualcuno o addirittura ti chiama con la voce di tuo figlio, perché anche questo si riesce a fare, e ti dice che stai in ospedale o qualcun altro ti riferisce che tuo figlio sta in ospedale e purtroppo spesso vai in ansia, vai nel panico e quindi la verifica non la fai. La verifica e anche, diciamo, l'approfondimento con le forze di polizia invece andrebbe fatto sempre. Ecco, questo è quello che mi viene di dire, perché un altro accorgimento che trancerebbe ogni pericolo sarebbe quello di attaccare la cornetta, insomma. Ma io mi rendo conto che questo è ancora più difficile, perché un genitore non può restare poi col dubbio che quella telefonata fosse vera. Quindi ecco, fare delle verifiche è la prima cosa che mi viene da dire, non fare entrare mai in casa degli estranei. Sarà eseguita questo giovedì alle 11:30 l'autopsia sul corpo di Raqeb Kashem, il tretenne bengalese trovato lunedì scorso in via Fratelli Bandiera a Marghera, poco distante dal centro sociale Rivolta, in condizioni critiche, morto 2 giorni dopo in ospedale. La famiglia vuole che sia fatta chiarezza sull'accaduto. Il sorriso della piccola Sofia Libralato si è spento all'età di soli 5 anni. Da 2 lottava contro un tumore al cervello che purtroppo non le ha lasciato scampo. Un lutto immenso che colpisce 2 comunità, quella di Scorzè, dove la bimba viveva con mamma Ilaria, papà Antonio e la sorellina Anita, e anche Zerobranco, dove la mamma è dipendente del comune. Per il comune trevigiano un'altra tragedia dopo quella di Giacomo Gobbo, il 19enne, anch'egli figlio di un dipendente comunale, morto in un incidente in moto contro un trattore. In pochi giorni, dice il sindaco di Zerobranco Luca Durighetto, la nostra comunità è stata attraversata da 2 lutti che ci lasciano sgomenti. I funerali della piccola Sofia si terranno domani alle 9:30 nella chiesa di Rio San Martino. Più di 400.000 euro guadagnati, ma senza dichiararli al fisco in pochi anni. Parliamo di una giovane modella che realizzava video per piattaforme per adulti. È stata incastrata dalla Guardia di Finanza. 422.000 euro. Tanto avrebbe guadagnato una giovane modella non ancora trentenne, originaria dell'Est Europa ma residente a Mestre da anni, creando contenuti digitali sulle più note piattaforme di intrattenimento per adulti, tra cui OnlyFans, senza però dichiararli. Una fiorente attività scoperta dagli uomini della Guardia di Finanza di Venezia. Dalla sua abitazione di Mestre si filmava e vendeva i contenuti sulle più famose piattaforme web di intrattenimento per adulti. Parliamo, come ha detto lei, di ingenti somme, oltre 400.000 euro che ha guadagnato, visto che si era riuscita anche a conquistare 350.000 followers e oltre 73 milioni di visualizzazioni, quindi numeri davvero importanti. Le indagini sono
partite nei primi mesi del 2026 dalle fiamme gialle del secondo nucleo operativo metropolitano. Siamo riusciti a ricostruire questo volume d'affari molto consistente anche attraverso la collaborazione di stati stranieri ove hanno sede le piattaforme digitali di intrattenimento per adulti su cui lei faceva affidamento. È stato quindi possibile quantificare la cifra non dichiarata che sarebbe stata accumulata a partire dal 2021. Come molti content creator, utilizzava anche i social come Instagram e TikTok. Si promuoveva sui canali social aperti a tutti e poi dava la possibilità di visualizzare questi suoi filmati su queste piattaforme digitali di intrattenimento per adulti. Cosa accadrà ora? Lei dovrà innanzitutto pagare quello che non ha pagato, visto che tutti questi guadagni erano in nero, quindi parliamo di un'evasione di oltre 150.000 euro e in più le è stata attribuita anche la partita IVA come influencer marketing, per cui da oggi lei, se vorrà continuare a esercitare questa attività, lo dovrà fare rispettando gli obblighi fiscali previsti dalla legge. Alla ragazza è stata anche applicata la cosiddetta tassa etica prevista a carico dei soggetti che producono e vendono materiale pornografico. 120 metri di lunghezza, 30 metri di altezza sono le misure dello yacht dell'ambasciatore americano che, secondo il laboratorio Morionno, dovrebbe attraccare alle Zattere in occasione della festa del Redentore. Scoppia la polemica e la parlamentare Luana Zanella di AVS lancia un appello alla premier Giorgia Meloni. Lo yacht da $500 miliardi dell'ambasciatore statunitense in Italia Tillman Joseph Fertitta sarebbe in arrivo a Venezia nei giorni del Redentore. Lo sostiene il laboratorio occupato Morion citando fonti interne ed anonime della Venice Terminal Passeggeri e aggiungendo che l'ambasciatore, considerato da Forbes il ristoratore più ricco del mondo con un patrimonio netto stimato tra gli 11 e i $14 miliardi, vorrebbe ormeggiare lungo la riva delle Zattere la sua imbarcazione da 5.300 tonnellate, alta 30 metri, con 3 piscine, 2 piste d'atterraggio per elicotteri e un'area dedicata al golf, occupando, conclude il Morion, uno degli spazi più simbolici della città in quei giorni e segnando così l'ennesimo strappo ad una festa che oramai di veneziano ha sempre meno. Il caso è subito approdato in Parlamento attraverso la deputata veneziana Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, che si è rivolta direttamente alla Presidente del Consiglio. La Presidente Giorgia Meloni chieda all'ambasciatore Fertitta, statunitense, molto professionale e anche disponibile, parole sue, di non venire in laguna con il suo yacht da $500 miliardi. Può benissimo godersi lo spettacolo del Redentore, i fuochi della notte del 18 luglio, senza provocare ulteriori danni alla già tanto fragile nostra laguna. Un anno fa il matrimonio da $30 milioni di Jeff Bezos era stato contestato come simbolo della trasformazione di Venezia in un grande set per eventi privati. Ma questa volta per il Morion non si tratta solo di un multimiliardario, simbolo degli squilibri economici del pianeta, ma anche di un braccio destro di Trump e della sua politica guerrafondaia. Al momento il Comune di Venezia preferisce non commentare. Un benvenuto all'ambasciatore americano arriva invece dall'Associazione Veneziana Albergatori. Non solo è un importante imprenditore, ricco sicuramente sì, con uno yacht molto bello come quelli che ci sono normalmente nel nostro bacino di San Marco, ma non sappiamo neppure se verrà per forza in uno dei nostri alberghi, forse resterà nello yacht, però anche noi come albergatori riteniamo che questa sia la presenza qualificata. Il direttore dell'AVA Daniele Minotto ricorda anche come il 20% degli ospiti delle strutture alberghiere veneziane siano statunitensi, spesso peraltro una delle clientele più facoltose. Deve essere ospitato correttamente come ospite illustre della città, come diplomatico e che rappresentante di quello che è il turismo che deve meritare Venezia. Anche quest'anno siamo sicuri, qualora non ci siano pareri contrari da parte delle autorità, sapremo accogliere nel modo corretto, nel modo migliore, un illustre ospite. Il caldo è opprimente, lo stiamo sentendo tutti all'esterno, lo sentono anche i bambini dell'asilo Nido Ciliegio di Venezia che trascorrono le loro giornate in un sottotetto dove la temperatura supera i 30 gradi. La denuncia arriva dai genitori che da una decina d'anni chiedono soluzioni al comune.
Ieri abbiamo registrato in sezione 31 gradi, i bambini erano sudati, affaticati, innervositi, il personale docente e non docente era veramente stremato perché il lavoro, come sapete, insomma, non è semplice. Considerate che nella sezione dei divezzi sono 28 bambini e sono in un sottotetto. A Venezia 28 bambini di età compresa tra i 5 mesi e i 3 anni trascorrono parte delle loro giornate in un sottotetto con temperature sopra i 30 gradi. È la situazione denunciata dai genitori dell'asilo Nido Ciliegio di Castello, che raccontano di aver segnalato più volte il problema al comune senza aver ancora ottenuto una soluzione. La consigliera Dem Monica Sambo ha intenzione di portare il tema in regione, chiedendo un monitoraggio serio e puntuale di nidi, scuole dell'infanzia e strutture educative durante il caldo estremo. Viene segnalato anche nelle stesse locandine del comune che a rischio sono soprattutto gli over 75 e gli under 4, quindi bambini sotto i 4 anni, eppure proprio nei nidi comunali e nelle scuole dell'infanzia comunali abbiamo situazioni dove ci sono 30, 31, 32 gradi al quale sono sottoposti i bambini. Problema che segnaliamo ormai da 10 anni e che è inaccettabile. All'asilo Nido Il Ciliegio di Castello, intanto, l'unica contromisura adottata finora è stata l'arrivo di un condizionatore portatile che si è rivelato però insufficiente a risolvere il problema. Sono state scritte numerose comunicazioni agli organi competenti senza mai avere risposto o avere risposte molto vaghe, molto frustranti, come la comunicazione è stata passata all'ufficio di competenza. Di fatto quest'anno ci siamo rimosse ancora alla fine dell'anno scorso, perché la criticità del caldo è presente già dal mese di maggio ormai, quindi in dicembre abbiamo iniziato a scrivere settimanalmente, sempre con queste risposte vaghe. Siamo riusciti però ad ottenere un sopralluogo in marzo, questo ci aveva lasciato ben sperare, ma non è accaduto nulla. Ai genitori sarebbe stato anche detto che tanto la struttura chiude tra una settimana. Secondo i genitori sarebbe allora l'occasione giusta per cominciare i lavori per installare un impianto di aria condizionata. Più in generale, poi, visto dall'opposizione, è proprio tutto il cosiddetto piano caldo del Comune di Venezia ad essere messo in discussione, sostanzialmente perché, sostiene Monica Sambo, il Comune di Venezia in realtà non ha un piano caldo. Dicono che si può andare gratuitamente nei musei del Comune, ma di fatto quelli sono già accessibili, così come le biblioteche, gratuitamente tutto l'anno, quindi non è una novità. E anche altre realtà come centri civici o altre strutture aperte in realtà sono aperte solo alcuni giorni, solo in alcuni orari o addirittura chiusi ad agosto, quando in realtà il problema sarà ancora più grave. Secondo Sambo, di fronte ad estati sempre più calde servirebbero presidi climatizzati in ogni municipalità, orari coerenti con le fasce di maggiore rischio, trasporti accessibili, più verde urbano e investimenti strutturali. Adesso la storia a lieto fine di Donatella Vescovo di Marghera. Dopo anni di tribolazioni, vivendo anche come senza tetto, oggi ha avuto l'assegnazione dell'agognata casa. Vediamo. Tutte queste sono le chiavi, finalmente mi hanno dato la casa a quartiere Pertini e dopo anni che vivevo anche per strada, chi sa la mia storia lo sa, mezzi topi, in mezzo a persone che mi hanno aiutato. E adesso vi faccio entrare finalmente dentro la mia casa. Dopo anni di difficoltà, sacrifici e momenti dolorosi per Donatella Vescovo è finalmente arrivato il momento di voltare pagina. Le è stato assegnato un alloggio in social housing, 200 euro mensili circa di canone calmierato. Con evidente emozione Donatella ci apre le porte della sua nuova abitazione e accompagna le telecamere tra le stanze ancora spoglie ma già ricche di significato. Una cosa devo dirla, devo ringraziare Antenne 3, devo ringraziare Diana Zancarello dello Sportello Casa, che mi è stata vicino, mi ha dato una mano, è una guerriera. A darle il benvenuto e a fare gli onori di casa non poteva mancare il portavoce del quartiere Pertini, Giorgio Rocelli. Finalmente ce l'hai fatta. Non è ancora ultimata del tutto, ma almeno se non altro c'è il tetto, hai visto? Esatto, almeno quello. L'importante è che ci sia almeno il tetto, quello, almeno, esatto. Va bene. Con il completamento dei lavori, altri alloggi qui potranno presto essere messi a disposizione di persone e famiglie che, come Donatella, hanno bisogno di una risposta concreta al problema abitativo. Per Donatella, però, il percorso verso la piena autonomia non è ancora concluso. È ancora alla ricerca di un lavoro e, come ricorda Rocelli, c'è bisogno di continuare a fare rete e a dimostrare solidarietà. Se avete qualcosa che avanza, una cucina, un soggiorno, delle sedie, un tavolo, insomma,
fatevi avanti, diamo una mano alla Donatella. Nonostante le difficoltà affrontate, Donatella guarda avanti con fiducia e lancia un messaggio a chi sta vivendo momenti difficili. Chi è nella mia stessa situazione, non mollate, combattete, combattete, che c'è chi vi dà una mano, combattete. Grande emozione la scorsa domenica all'ora del tramonto a Duna Verde di Caorle. Come vediamo dalle immagini, un delfino è stato avvistato a pochi metri dalla riva. Le immagini dell'incontro stanno facendo il giro dei social, mentre bagnanti e turisti ricordano con entusiasmo lo spettacolo offerto dal cetaceo e attendono un suo possibile ritorno nell'acqua dell'Alto Adriatico. È tutto per questa edizione. Dopo la sigla vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione. Buona serata.